Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Maledetto Veneziano. Oggi parleremo di quelli della quinta dimensione. Ve la ricordate quelli che qualche tempo fa imperversavano nei social tra il 2012 e il 2015? Quinta dimensione, settima dimensione, schiaccia il bottone, ti porta su, cambia tutto, alziamo la vibrazione del cosmo. Bene, facciamo una pillola su questo, ma prima di iniziare il vostro Maledetto Veneziano vi chiedo di iscrivervi al canale YouTube di The Garden, nel canale YouTube del vostro Maledetto Veneziano, i link sono sotto qui in descrizione, di venirci a trovare i nostri gruppi di Telegram. Vi ricordo che Marietto si è spostato da WhatsApp a Telegram se volete contattarlo per consulenza professionale a pagamento 20 euro 45 minuti. In più abbiamo anche i gruppi in Telegram e nel sito capitano.altavista.org, link sempre sotto in descrizione, potete scaricare gratuitamente 20 ebook di radionica e radiostesia. Ne hanno già scaricati 150.000, ci sono anche 4 ebook di chirologia. In più abbiamo anche una sezione shop per chi vuole acquistare servizi professionali. Bene, parliamo un po' di questo periodo da quinta dimensione. Questa folata d'aria fresca che era arrivata nel 2010-2015, in quel cavallo lì, in quel periodo che si aspettava che il mondo si elevasse a vibrazione, no? Un giorno vi faccio un racconto. Un giorno stavo entrando in un locale perché dovevo andare al gabinetto, mi scappava la pipì. Entro in un locale, in un bar, e fuori in questo bar c'erano gruppetti di 2 o 3 persone. Io non so che bar era, no? Non ero mai stato lì. E mentre io arrivavo di corsa perché mi scappava di fare la pipì, no? Chiaramente ho dovuto ordinare un caffè, le solite cose che si fanno. Mentre stavo raggiungendo la porta di entrata e riuscivo a sentire con l'orecchio cosa dicevano questi vari gruppetti. E parlavano tutti di calcio. Erano tutti commissari tecnici di una partita di calcio. Io non me ne intendo niente, no? Però mentre arrivavo di corsa con i miei problemi, ogni gruppetto di 2 o 3 persone che stava fumando fuori perché dentro non si poteva, sentivo che tutti avevano il consiglio migliore per fare questa cosa qua. Vivevano nel loro mondo, nella loro bolla di, di quinta dimensione. E mentre, insomma, sentivo queste persone che, insomma, sembravano tutti commissari tecnici, cioè tutti, pure del fisico, erano un po' come me, un po' cioccotti, alcuni avevano, io non fumo, ma molti avevano la sigaretta in bocca. E insomma, dico, cavolo, ma questi qui passano tutto il giorno fuori. Poi entro, stesso discorso, sono entrato, chiedo dove è il gabinetto, subito chiedo un caffè macchiato, dove è il gabinetto, no? In modo elegante. E me da fare anche c'è un cazzabuglio di persone che a gruppetti 2 e 3 vivevano un momento da quinta dimensione, cioè praticamente loro erano nel pallone del loro mondo e se la contavano su fra, fra di loro. Il bello è che io non eravamo lontani da quello stadio, almeno 150 km come minimo. Penso che questi sicuramente i nomi delle persone che nominavano neanche sapevano chi erano, no? Però erano lì che si la sentivano come se avessero giocato loro quella partita. E mentre andavo a fare pipì pensavo quando ero piccolino a Varese, camminavo con mio papà quando avevo 7-8 anni e mi spiegava com'era la realtà. E io gli continuavo a dire, senti papà, ma qui dobbiamo dirlo, com'è la storia, perché qui va a finire male. E mio papà mi diceva, senti, stai zitto, perché se tu dici com'è la storia, la gente ti ammazza. Ma no, papà, io lo dico come la storia perché bisogna salvare la gente. E mio papà mi diceva, la gente dorme. Se tu vai a svegliarla, è così addormentata che vuol continuare a dormire e ti accoltella. E mentre io scendevo, insomma, pensavo a questi che vivevano nel loro pallone con i loro commissari tecnici, cioè, non so, era proprio un mondo. Sono state lì una ventina, trentina di persone che tutte, e mentre scendevo al gabinetto, perché erano in discesa, c'erano delle scale, pensavo a mio papà che mi diceva di star zitto, perché sennò mi avrebbero coltellato. Mi viene da ridere perché non dico che erano zombie, non dico che, però insomma ci sono anche queste quinte dimensioni qua.
E quando il marietto è entrato, io sono entrato tante volte mi viene da ridere perché, vabbè, io sono entrato tante volte nei social a spiegare un po', no? Quello che sarebbe arrivato nel 2020 e arriverà entro il 2029, del 2012. Mi sembrava quasi di correre il gabinetto e sentivo questi che parlavano di quinta dimensione, settima, parlavano di alziamo le vibrazioni, insomma, dicevo tante di quelle cose, cercavo di spiegare, no, guarda che... Quindi a tutti quei commissari tecnici da quinta dimensione, che se poi gli chiede il numero di telefono del nonno o dell'amico non lo sanno, però conoscono tutti della quinta dimensione e cosa vuole fare il Padre Eterno. Beh, a tutti quelli della quinta dimensione vorrei consigliare di orientarsi a vedere le pillole del vostro maledetto veneziano, perché penso che stanno arrivando tempi importanti in cui più gente c'è che rema in una direzione e più magari riusciamo a superare questo stato. Bene, era solo così per raccontarvi questa piccola scena da quinta dimensione che vostro viene ancora da ridere, scusate, che vostro maledetto ha passato qualche anno fa. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.